Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati anche oggi all'appuntamento con l'informazione di Rete Veneta, con l'informazione di Focus TG. Siamo in diretta come d'abitudine, lo saremo fino alle 13:30. Un'edizione questa straordinariamente ricca di contenuti perché ci sarà un'ampia pagina dedicata alla crisi di governo. Avremo un ospite qui con noi proprio per parlare in maniera approfondita di quello che sta succedendo a Roma, di quello che succederà e anche delle ripercussioni per quello che riguarda il nostro territorio in caso insomma di eventuali scenari che andremo ad analizzare insieme. Ma come sempre spazio alla cronaca, all'attualità, ai nostri approfondimenti. Ci collegheremo sull'altopiano per un'iniziativa davvero imperdibile. Tutto questo dopo aver aperto la pagina sulla sanità. Oggi iniziamo parlando di salute, parlando di appunto sanità. Ci spostiamo nell'ULSS 7, un'azienda ospedaliera sempre più contraddistinta da problematiche che adesso riguardano il rapporto tra la direzione generale, tra il direttore generale Carlo Bramezza e i sindacati, perché l'ULSS 7 in una nota diramata qualche giorno fa aveva annunciato di aver trovato un accordo per quello che riguarda il pagamento degli straordinari ai lavoratori, quindi personale infermieristico, sociosanitario e quant'altro, straordinari dell'anno 2020 e 2021, gli anni della pandemia. Ebbene, le cose, ve lo stiamo raccontando, non stanno andando proprio così, non sono andate proprio così, e allora il Nursind è intervenuto duramente sulla questione straordinari non pagati, definendo l'accordo dell'ULSS 7 un accordo illegittimo. Vediamo. Questo accordo prevede inoltre sicuramente un inganno nella parte in cui si chiede il recupero delle ore al posto delle ferie, e questo è sicuramente un modo per trasformare un assegno circolare, quali sono le ore straordinarie maturate, in carta straccia quali sono le ferie che non vengono retribuite. È scontro aperto tra RSU e ULSS 7 sul caso straordinari non pagati. L'ULSS annuncia di aver siglato un accordo con le organizzazioni sindacali, ma senza le RSU quell'accordo non avrebbe nessun valore. È stato trovato un accordo per noi sicuramente illegittimo per le procedure, è illegittimo perché è stata adottata una procedura che esclude le RSU. Le RSU sono le uniche legittimate a firmare gli accordi nelle aziende sanitarie. Questa procedura l'ha esclusa completamente e noi non escludiamo un ricorso al giudice del lavoro rispetto a questo. Dunque, quello che l'ULSS 7 ha annunciato cosa sarebbe? Un castello costruito sul nulla, sostanzialmente, di un tentativo di relazioni sindacali conniventi, e che ha escluso due organizzazioni sindacali che in RSU hanno un loro peso e che potevano dire la loro. Sono stati eletti dai lavoratori e quindi vuol dire che questa azienda non riconosce gli eletti dai lavoratori. Ma a quanto ammontano questi straordinari non pagati? Di che cifre stiamo parlando? È un dato che non hanno ancora fornito, è stato blindato, non è mai stato reso noto e sono milioni di euro, sicuramente, perché i ricorsi che noi abbiamo pronti sono minimo 300 ore a testa. Dunque, alla luce dei fatti attuali e pregressi, è mai capitato al Nursind di trovare un ULSS con la quale dover affrontare così tanti problemi e avere così tanti scontri? Sinceramente, in 23 anni di sindacato non siamo mai stati impegnati da nessuna ULSS sotto questo fronte. Evidentemente c'è un problema nei rapporti sindacali, evidente a tutti, e non vorrei poi che questa sia l'innesco per chiedere lo straordinario in tutte le ULSS del Veneto, ma nasce da qui. E anche la CUB critica fortemente la gestione dell'ULSS 7, vediamo insieme il perché. La CUB ha proclamato lo sciopero dell'orario straordinario all'ULSS 7 Pedemontana perché ci si trova di fronte a una situazione gravissima.
Situazione gravissima nell'ULSS 7, a dirlo è Maria Teresa Turetta, segretaria della CUB di Vicenza, che conferma lo sciopero dei lavoratori, un gesto che sancisce la bocciatura netta dei rappresentanti dei lavoratori sia sul contenuto che sulla forma dell'accordo sbandierato dall'ULSS 7. Questi lavoratori ci stanno chiedendo proprio di voler aderire allo sciopero, ci scrivono in massa rappresentando la situazione lavorativa in cui essi sono obbligati a lavorare. Riteniamo grave che le segreterie sindacali firmatari di contratto nazionale abbiano accettato di siglare un accordo peggiorativo rispetto alle tutele del contratto nazionale, soprattutto lo abbiano firmato in dissenso alle loro stesse rappresentanze interne. La RSU ieri si è ritrovata e non ha votato questo accordo, quindi non l'ha siglato. Ecco, questa questione qui è particolarmente grave. Ci chiedono quindi gli operatori di andare avanti con questo sciopero, cui aderiranno in massa perché in ballo c'è il loro futuro, ma anche non solo la qualità della loro vita, ma anche la qualità dei servizi dell'ULSS 7 Pedemontana. Dopo il coro di segnalazioni da migliaia di cittadini, dopo la bocciatura dei sindaci, adesso anche il duro attacco dei sindacati. Si apre quindi un altro fronte, stavolta interno, molto delicato nell'azienda sanitaria diretta da Carlo Bramezza. E adesso lasciamo da parte le problematiche, le polemiche e insomma il caos che si respira all'interno dell'ULSS 7 Pedemontana per parlare di sanità veneta in generale. Partiamo dando un'occhiata al report, il report di Azienda Zero, perché parlare di salute, parlare di sanità in questo momento significa ancora parlare di Covid. Questo è il report delle ultime 24 ore che riguarda l'andamento del virus nel nostro territorio. Ebbene, nelle ultime appunto 24 ore il delta dei casi positivi, quindi i nuovi soggetti che hanno contratto il virus, fa segnare un numero in leggero calo rispetto alle ultime rilevazioni, quindi si scende sotto il muro dei 10.000, siamo a 9.264, lo vedete qui indicato dal cursore. Il numero complessivo dei casi attualmente positivi in Veneto è di 107.751, numeri sicuramente importanti per questa nuova ondata Covid. Diamo un'occhiata anche agli altri numeri del report, altri numeri quelli che analizziamo sempre insieme. 12 sono i ricoveri in più nelle ultime 24 ore in area non critica, 12 ricoveri quindi non in terapia intensiva. A proposito di terapie intensive, scendono ulteriormente, -4 i ricoveri in terapia intensiva. Purtroppo rispetto a ieri c'è un balzo in avanti del numero dei decessi, sono 13 nelle ultime 24 ore. Adesso continuiamo a parlare di Covid, continuiamo a parlare di sanità Covid d'estate. Tornano le code nelle farmacie per eseguire i tamponi prima dei viaggi per le vacanze. Vediamo come stanno andando le cose. Le richieste sono aumentate facendo conto che nel mese di luglio in 15 giorni abbiamo fatto lo stesso numero di tamponi dell'intero mese di giugno. Quindi c'è un aumento esponenziale. Lo confermano gli stessi farmacisti. L'impennata di tamponi effettuati a luglio è più che raddoppiata rispetto al mese precedente. Oltre 18.000 i test diagnostici eseguiti in 2 settimane contro gli oltre 35.000 del mese di giugno. Complici le ferie estive e l'avvio di viaggi per le vacanze, in molte farmacie sono tornate le code. In questo momento si viaggia di più e quindi magari per varie esigenze, per spostamenti o anche con l'aereo o cose di questo genere,
può essere che ci sia anche un aumento di richieste anche di tampone, però non legate secondo me anche alla patologia, ma soprattutto legate a esigenze di spostamento di quel genere lì. Con l'aumento dei numeri di tamponi si registra anche l'aumento di casi positivi, in media circa il 10% in più nella sola prima settimana di luglio anche nella provincia di Vicenza. Un segnale importante, ma che non suscita però particolare allarme per il momento. La situazione, secondo i farmacisti, resta ampiamente sotto controllo. Devo dire che però la sintomatologia è molto bassa, la variante colpisce in modo abbastanza attenuato fortunatamente, quindi le persone se la cavano con pochi sintomi e pochi giorni di febbre. Penso che la cosa sia sicuramente di una certa gravità, però mi sembra di vedere i pazienti con patologie meno gravi, quindi più, per fortuna, più gestibili, direi, quindi da quel punto di vista lì andiamo meglio secondo me. Io spero che a ottobre la situazione sarà comunque tranquilla, nel senso che questa malattia è ormai endemica, l'hanno presa praticamente tutti e mi auguro che la vaccinazione sarà riservata solo ai fragili e agli ultraottantenni o alle persone che vorranno comunque tutelarsi, però che non sia più obbligatoria per tutti. Ci fermiamo un attimo per un piccolo break pubblicitario, dobbiamo tornare per parlare del vaiolo delle scimmie, dobbiamo continuare con tutta la nostra pagina di cronaca e poi la crisi di governo, tanti altri temi d'attualità, il nostro collegamento con l'altopiano, insomma, restate con noi. Manca una manciata di secondi alle 12:15, noi siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG, continuiamo a parlare di Covid, di sanità, è partita la campagna vaccinale per la quarta dose, sono quasi 1900 i vaccini inoculati nella giornata di ieri dall'ULSS 6 Euganea e adesso facciamo il punto della situazione ascoltando proprio le parole del suo direttore generale. Abbiamo molti posti liberi, circa 6.000, tra l'altro insieme anche con l'azienda ospedaliera che ha aperto il suo punto vaccinale a San Massimo. Invito anche gli ultra sessantenni che hanno la possibilità, che abitano nella parte sud o nord appunto delle Euganee, anche di recarsi con la massima tranquillità anche in fiera, perché lì comunque ci sono spazi e condizioni ovviamente più favorevoli per gestire appunto grandi numeri, anche se ovviamente i punti vaccinali periferici ci sono. Dopo l'apertura delle vaccinazioni ai fragili sopra i 12 anni e agli ultrasessantenni riparte la macchina vaccinale. Il consiglio che l'ULSS 6 Euganea dà è quello di prenotare le vaccinazioni. Il padiglione 6 della Fiera di Padova resta aperto anche a libero accesso, pronto ad accogliere anche i residenti in provincia, anche se si stanno cercando strutture nella bassa e nell'alta padovana. Il contagio corre, il trend però sembra stabilizzarsi, raggiungendo in questi giorni il suo apice. Le ospedalizzazioni al momento non stanno subendo forti pressioni. La situazione dei ricoveri riflette con 2 o 3 settimane di ritardo quello che succede nella popolazione generale. Fortunatamente in questo momento abbiamo un plateau dei ricoveri, abbiamo nei nostri 4 ospedali complessivamente circa 40 ricoveri, di cui 3 in terapia intensiva, e questo ci fa ben sperare, anche perché per la maggior parte dei casi non sono gravi. Novità invece per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie, i casi a Padova e in provincia salgono a 11. Archiviato il primo cluster con 6 persone contagiate, ne sono stati riscontrati altri 2. Il primo cluster ha chiuso la sua diciamo, espressione, almeno per i casi che siamo riusciti a rintracciare. Siamo stati anche abbastanza bravi, devo dire, a trovare una catena epidemiologica che ha legato un certo numero di questi soggetti. Invece i casi successivi sono almeno in 2 o 3 diverse catene, ma sono catene brevi, diciamo di un paio di persone, perché non riusciamo a fare i tracciamenti successivi. Primo caso di vaiolo delle scimmie anche nel Veneto orientale, si tratta
di un operatore sanitario dell'ULSS 4. Diagnosticato il primo caso di vaiolo delle scimmie nel Veneto orientale. Si tratta di un operatore sanitario dell'ULSS 4 che al rientro dalle ferie aveva manifestato sintomi lievi della malattia. Il successivo test ha confermato il contagio. Il Dipartimento di Prevenzione ha rintracciato una quarantina di persone che sono venute a contatto con l'operatore, le quali però stanno tutte bene. In via precauzionale è stato tuttavia deciso che verranno monitorate nei prossimi 20 giorni per rilevare eventuali comparse di sintomi derivati dal contagio. I primi 3 casi di vaiolo delle scimmie in provincia di Venezia si erano riscontrati nell'ULSS 3 2 settimane fa e le persone contagiate erano state ricoverate all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Parliamo adesso del virus delle zanzare, primo caso nel Padovano, ricoverato un 70enne in terapia intensiva. Il primo caso di West Nile in Italia è stato registrato in provincia di Padova. Si tratta di un 70enne attualmente ricoverato in isolamento all'ospedale di Schiavonia. Il caso è stato reso noto dall'Istituto Superiore di Sanità nel bollettino di sorveglianza di questo virus. Il virus West Nile è endemico in Veneto, così come in altre aree della pianura padana. L'infezione si è manifestata nella forma neuroinvasiva. Il 70enne è stato ricoverato inizialmente con sintomi cardiologici e in un secondo momento neurologici. Attualmente è ancora in terapia intensiva, ma è stato estubato ed ora è in via di miglioramento. Mi congratulo con i clinici che hanno rapidamente riconosciuto il virus da West Nile, anche se manifestatosi in modo atipico, ha commentato il direttore sanitario dell'USL 6 Euganea, Aldo Mariotto. Secondo altre fonti ci sarebbe un altro caso di West Nile in fase di accertamento sempre nel Padovano, una persona risultata positiva dopo una donazione di sangue. Quasi sempre chi viene colpito da West Nile manifesta sintomi lievi, solo nell'1% dei casi ci sono conseguenze più gravi. Al 6 di luglio l'Istituto Superiore di Sanità non aveva rilevato negli Stati membri dell'Unione Europea altri casi umani di contagi. Dal lato della sorveglianza veterinaria attuata nel nostro paese sulle specie maggiormente esposte al rischio di contagio come cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, la circolazione è stata confermata in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia e anche in Sardegna. Rientriamo in studio, ma per poco, perché siamo pronti a collegarci con l'altopiano, dove c'è il nostro Ferdinando Garavello che ci parlerà in compagnia di, lo vediamo, un ospite, di un importante progetto, di un'importante iniziativa, ma lasciamo che sia proprio Ferdinando Garavello a raccontarci tutto. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno Alex, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Allora, siamo in altopiano, siamo ad Asiago, al parco Mille Pini, ma parliamo di malghe. L'ambiente che ci circonda nei primi metri non è quello della malga, ma qui lo sappiamo, in altopiano basta fare pochi chilometri per trovare delle strutture davvero magnifiche. Oggi è stata presentata la Via delle Malghe, un progetto importantissimo, molto interessante, ma anche molto importante per valorizzare questo patrimonio che, ricordiamo, è il patrimonio malghivo più importante d'Europa, quindi il comprensorio dell'altopiano dei 7 comuni può vantare dal punto di vista storico, culturale, tradizionale, ma anche di indotto, un patrimonio che nessuno ha in Europa e che potrebbe anche permettere l'ingresso nei beni UNESCO. Questo progetto è stato presentato all'Unione Montana Aspettabile Reggenza dei 7 comuni. Abbiamo qui il presidente dell'Unione, Bruno Oro, sindaco di Foggia. Sindaco, presidente, insomma un progetto bellissimo e importantissimo. Corretto, l'altopiano è il primo comprensorio d'Europa più grande a livello per quantità di malghe. Abbiamo 800 malghe tra pubblico e private, un'ottantina di pubbliche gestite dal pubblico ma proprietaria e collettiva, uso civico, e una decina di private. I malghesi sono fondamentali per il controllo e la salvaguardia del nostro territorio. Questo progetto vuole sì che valorizzare il loro lavoro anche a livello turistico. Questo progetto è un primo progetto e il secondo sarà proprio la candidatura ufficiale che verrà prossimamente l'anno prossimo come patrimonio della biosfera delle malghe a livello UNESCO, insomma.
Pazzesco. Allora, qui abbiamo, vediamo se Andrea riesce a farcelo vedere, c'è una guida, c'è una mappa contenuta all'interno di questo pacchettino che ci è stato consegnato poi stasera nel nostro TG, ne parleremo più diffusamente, e è importante far conoscere ai turisti questi percorsi, perché magari uno può arriva in altopiano e dice vabbè, dove vado? Magari si conoscono quelle 3-4 maghe più comode, più celebri, più famose per vari motivi, ma il numero è importante, quindi sono importanti anche questi strumenti. È un progetto semplicissimo, da ogni parte dell'altopiano. Oggi voglio andare in Maiga, voglio fare un giro, voglio mangiare, voglio vedere dei bovini, voglio vedere delle pecore. Bene, sul sito si può scaricare benissimo da qualsiasi parte dell'altopiano il percorso più vicino, accessibile, con le varie difficoltà, con i vari percorsi da vedere, storico-culturali da visitare, e in qualsiasi parte dell'altopiano si può accedere a questi percorsi ad anello. Quindi vari percorsi, molti percorsi in tutto il territorio dell'altopiano. Quindi un progetto che ha subito una ricaduta pratica, ovvero le persone possono arrivare qui, andarsi a vedere le malghe, portare a casa un po' di formaggio, portare a casa una fetta di altopiano, come si può dire. Allora, Sindaco, chiudendo questo collegamento, un invito: sappiamo che il turismo comunque sta rispondendo bene in altopiano, l'altopiano ha un appeal importante, abbiamo visto anche con gli alpini qualche giorno fa, un invito però magari fare un passo più in là dei soliti percorsi per arrivare dove c'è qualcosa in più da scoprire. L'altopiano da anni si sta attrezzando, in tutto l'altopiano sta attrezzando, sia quanto riguarda gli alberghi, i B&B, le case per ferie, stanno ammodernando. E l'invito è di scoprire tutto l'altopiano, che non vuol dire solo Asiago, non vuol dire solo la conca centrale, ma che sono la parte fondamentale del nostro territorio. Però gli elementi caratteristici del territorio non è solo il centrale, ma proprio la parte alta, la parte bassa, tutto l'insieme dell'altopiano, con proprie caratteristiche fisiche e storico. Allora, noi ringraziamo Bruno Oro, presidente dell'Unione Montana, per averci spiegato questo progetto. Come dicevo, poi approfondiamo nel corso del telegiornale di questa sera di che cosa si parla e che cosa c'è come prospettiva. Però prima di cedervi la linea, intanto libero il sindaco, perché sappiamo che ha molti impegni. Grazie per essere stato con noi. Allora, voi non lo vedete, ma alle spalle di Andrea, il nostro operatore, c'è anche Lucio Spagnolo, sindaco di Rozzo. Noi approfittiamo gli chiediamo di venire, siamo in diretta, sindaco, sa che noi Rete Veneta siamo sempre in diretta. Grazie. Allora, con il sindaco di Alex, se abbiamo un paio di minuti in più, assolutamente, mi confermi? Ferdinando, carta bianca. Allora, sindaco di Rozzo, Lucio Spagnolo, che abbiamo incontrato sulla cima dell'Ortigara. Noi non lo sapevamo, ma ci sono tante cose che non sappiamo. Aveva in testa un cappello da alpino, abbiamo scoperto che è un sindaco alpino, uno dei 2 sindaci alpini dell'altopiano. Sindaco, è passata quasi una settimana, com'è andata la dunata che noi col gruppo Media Nord-Est abbiamo raccontato con tantissime dirette e con una risposta da parte del nostro pubblico davvero importante? Intanto grazie, non ho nessuna intenzione di cambiare il vostro palinsesto, sarò brevissimo. Grazie per il servizio che avete fatto, che è stato visto, è stato apprezzato, e nei paesi, soprattutto gli anziani, hanno avuto il piacere di poter seguire la nostra bellissima giornata trascorsa lassù. È stata una dunata, a parer mio, adatta a questo territorio, una dunata che si presta al nostro tipo di viabilità e al nostro tipo di recettività e di accoglienza. Non vado certo a rifocolare polemiche che a volte sono state anche eccessive sulla dunata del 2006, ma voglio dire che questo tipo di incontri alpini a livello di Triveneto, poche altre località come l'Altopiano dei 7 Comuni si presta ad essere ospitale e a poter farlo con tanto decoro e onorando soprattutto la memoria di chi quassù, in queste terre, sulla terra che calpestiamo, ha dovuto lasciare la sua giovane vita in difesa della patria. E quindi era giusto storicamente, era giusto moralmente, è stato giusto e bello anche sotto profilo logistico e turistico. Siamo contenti. Siamo contenti anche noi, sindaco. Prima di lasciarla andare, parliamo della via delle Malghe, guida e mappa.
Avete malghe voi nel vostro comune, sindaco? Certo, sì, abbiamo 6 malghe, abbiamo malghe anche importanti, abbiamo malghe sia nel territorio comunale di Rozzo che nella zona gestita poi da Asiago, nella zona di Marcesina, la malga di Busone, di Mandrielle e di Marcesina, perché l'altopiano ha malghe anche condivise, come dire, con il territorio di Asiago, gestite in un altro comune, lontani dal proprio territorio, ma pur sempre di proprietà. Stiamo facendo degli investimenti importantissimi sotto il profilo della ristrutturazione, della sistemazione. Ricordo che Rozzo ha chiesto proprio come intervento strategico del comune di confine un bacino in altura per dare acqua alle malghe in estate e per poter anche fare la neve al centrofondo di Campolongo in inverno. Stiamo lavorando per arrivare al miliardo, al miliardo e mezzo per poter fare quest'opera. Ci riusciremo, inizieremo con un bacino e poi daremo l'acqua alle nostre malghe nella zona, in uno di questi percorsi che hai citato come zona del Verena e dintorni, perché noi là siamo insomma nella parte ovest dell'altopiano. Abbiamo malghe che sono ben gestite da malgari storici e che producono ottimi prodotti, e una malga che si sta trasformando anche in un importante centro di accoglienza. Quindi siamo molto contenti di poter partecipare a questo progetto che è altopianese, che è condiviso, che ha veramente il denominatore comune importante storicamente delle malghe, e quindi le malghe patrimonio di tutti e le malghe necessità per il turismo di tutti. Alex, con questa bellissima descrizione noi ringraziamo Lucio Spagnolo, sindaco di Rozzo. Se vuoi stare con noi per la chiusura, non so a voi, ma a noi è venuta decisamente voglia di fare una capatina in malga. Magari l'ora è anche quella giusta per assaggiare qualcosa, per portare a casa un po' di formaggio, ma per portare a casa soprattutto un po' di cultura di questo bellissimo territorio. Ovvio, ci sono anche cose problematiche, ci sono anche situazioni da seguire da vicino, come il problema dei lupi, come a volte la viabilità, come a volte la presenza di tanti turisti che qualche piccola ricaduta negativa la portano, però l'altopiano ha il DNA per affrontare e superare tutte queste sfide di cui parliamo quasi quotidianamente nel nostro telegiornale. A questo punto, Alex, se non hai domande da studio, noi vi cediamo la linea. Ferdinando, noi ringraziamo anzitutto i due sindaci che sono intervenuti ai nostri microfoni, ringraziamo te da profondo conoscitore dell'altopiano, anche perché poi dovremo approfondire nel corso delle nostre edizioni serali appunto e nei prossimi giorni tante altre questioni che riguardano l'altopiano. Ti liberiamo perché insomma ci hai fatto venire voglia anche a noi di fare un salto in altopiano e magari assaggiare qualche prelibatezza. Grazie a Ferdinando Garavello, grazie ad Andrea Benetti. Noi rientriamo in studio e lo facciamo per lanciare un piccolo break pubblicitario. A tra poco ancora con voi. Ben ritrovati a Focus TG. E allora, dopo una capatina in altopiano per un progetto importante, interessante come quello della Via delle Malghe, che ci ha raccontato magistralmente il nostro Ferdinando Garavello con i suoi ospiti, ma come ha annunciato lui stesso ne parleremo nelle nostre edizioni serali, ne parleremo anche nei prossimi giorni, perché è davvero un progetto che ridisegna il turismo in altopiano. Noi continuiamo con la pagina della sanità prima di passare al nostro argomento poi principale, al blocco principale, che è la cronaca e che sarà anche legato alla crisi di governo. Dicevamo di continuare con la sanità, incidenza dei positivi nei tamponi effettuati in farmacia sempre più alta. Abbiamo visto prima i dati Covid, dopo daremo un'altra occhiata al report di Azienda Zero, ma per Farmacie Unite si parla di un 30-40% in più di incidenza appunto dei positivi che vanno a farsi il tampone in farmacia. Buoni i dati sulla prenotazione della quarta dose. Tutto questo circoscritto all'area trevigiana. Vediamo.
Incidenza sempre più alta tra i tamponi effettuati in farmacia. I positivi trovati arrivano anche al 40%. A confermare la notizia che ci stiamo avvicinando al picco dell'estate Farmacie Unite. Le richieste, spiega Livio Patelli, sono triplicate negli ultimi 15 giorni, mentre gli autotest stanno andando a ruba. Richieste di prenotazioni cui diverse farmacie hanno reagito, anche aggiungendo al loro portale un servizio di prenotazione online. In questi giorni il telefono è di nuovo bollente. Siamo passati da farne una qualche decina, 10-20 al giorno un mese fa, e adesso in mezza giornata riusciamo a farne anche una cinquantina. Noi vediamo magari un numero complessivo a livello nazionale minore di tamponi eseguiti al giorno, ma un'incidenza maggiore, perché chiaramente tutti quelli che vengono a farli hanno un sospetto di poter essere positivi. Omicron 5, la variante che provoca sintomi anche severi, spesso prima che il tampone riesca ad intercettare il virus e dunque segnarne la positività. Dunque un test potrebbe non bastare, per questo gli specialisti consigliano di ripeterlo. Io direi di far passare tra un prelievo e l'altro, tra un tampone e l'altro, anche 48 ore, un giorno sì, un giorno no. Così facendo, nel giro di 3-5 giorni abbiamo fatto 3 tamponi, e a quel punto possiamo essere moderatamente sicuri che non siamo stati infettati dal Covid, ma sia magari l'aria condizionata. Inizia ad aumentare anche la richiesta di mascherine nelle farmacie, anche se non si stanno raggiungendo i volumi delle scorse ondate. Il Covid, insomma, sembra fare meno paura, in controtendenza con gli ultimi dati sulle prenotazioni della seconda dose booster. In questi giorni stiamo vedendo un aumento incredibile delle prenotazioni, cosa che ci fa molto ben sperare, perché veramente questa quarta dose, che era partita un po' in sordina, a mio modo di vedere sta partendo adesso molto molto bene. Chiudiamo la pagina sulla sanità con una notizia che ha a che fare con il mondo ospedaliero, ma anche con la cronaca. Più ronde notturne da parte delle forze dell'ordine all'ospedale di Padova, lo chiedono i sindacati in un incontro con il prefetto. Ieri c'è stato un incontro molto importante con il prefetto da parte dei rappresentanti sindacali che appunto al tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica sono stati convocati e sentiti per quello che riguarda la violenza all'interno degli ospedali, la violenza che molti operatori, medici, infermieri, ma non solo, ricevono da parte di pazienti violenti. Com'è andata? Cosa vi siete detti? Allora, è andata benissimo, siamo molto soddisfatti di come ci ha accolto il prefetto e delle altre istituzioni che si sono trovate all'interno del tavolo, le forze armate, dalla polizia ai carabinieri alla Guardia di Finanza, e l'incontro è stato molto produttivo. Siamo stati in qualche maniera rassicurati dal prefetto rispetto a delle attività aggiuntive che verranno fatte nel periodo notturno con delle ronde cadenzate che arriveranno da parte delle volanti, e quindi è un motivo in più per dire viva la volontà di voler fare del bene ai lavoratori. Noi ci siamo presentati al tavolo proponendo un turno aggiuntivo anche nelle ore notturne, perché sono quelle le ore più sensibili durante le quali, dati alla mano, ci sono state più aggressioni, soprattutto nel primo semestre del 2022, dati che erano un po' preoccupanti perché in questo semestre c'è stato un aumento considerevole delle aggressioni a carico dei lavoratori, dei dipendenti della sanità. Tutto questo forse frutto di poca pazienza anche dovuta all'andamento della pandemia al Covid. Rientriamo in studio in compagnia di un graditissimo ospite, l'onorevole Germano Racchella, a cui diamo il bentornato. Bentornato onorevole. Grazie, un saluto a tutti. E allora, come avete sicuramente intuito, adesso apriamo la pagina di politica e apriamo la pagina che insomma cerca di spiegare, inquadrare, fare un po' di chiarezza sulla crisi di governo, su diciamo uno scenario che qualcuno aveva anche previsto, magari non con queste modalità, non con queste tempistiche. Onorevole, lei se l'aspettava che durante quest'estate si sarebbe potuta verificare una cosa simile con, lo ricordiamo,
il Premier Mario Draghi, che diciamo si è dimesso, o perlomeno insomma ha incontrato il Presidente della Repubblica per rassegnare le sue dimissioni. Il Presidente della Repubblica che le ha respinte. Gli scenari possibili, lo ricordiamo, sono quelli del rinvio alle Camere per il voto di fiducia, di un Draghi bis, ad esempio con un rimpasto della compagine ministeriale, oppure la scelta di un altro Premier, o quarta ipotesi, quella del ritorno al voto, e quindi entro 45-70 giorni. Insomma, detto questo, onorevole, intanto lei se l'aspettava, e qual è il suo giudizio su quello che è successo appunto nelle ultime ore? Naturalmente non ce l'aspettavamo per una forma di responsabilità. Infatti trovo irresponsabile quella forza di governo a 5 Stelle che ha obbligato di fatto a far dare le dimissioni a Draghi per non votando la fiducia allo stesso Draghi per il termovalorizzatore di Roma e non votando i 30 miliardi che vanno col decreto aiuto a tutti i cittadini italiani. È un atto irresponsabile. Adesso il quesito che possiamo dire va di moda è voto o non voto. Qui sono tra l'incudine e il martello, nel senso che andare al voto in questo momento particolare per l'Italia sarebbe perdere un 4-5 mesi di tempo in un momento molto difficile, un momento dove vige la crisi energetica, c'è una guerra in atto, dove pian piano stiamo uscendo anche dalla crisi pandemica. Dall'altra parte però capisco anche le dimissioni di Draghi, che non può essere ogni giorno ricattato su qualsiasi cosa lui vorrebbe fare da un gruppo di parlamentari. A questo punto quasi quasi preferirei andare al voto, perché andare avanti 9 mesi in questa situazione sarebbe per l'Italia deleterio in ogni caso. Poi si perderebbero i 4-5 mesi per le prossime elezioni a marzo, quando saranno l'anno prossimo, e dunque perderemo un anno di tempo e non possiamo aspettare un anno di tempo. Abbiamo 230 miliardi di PNRR che stanno arrivando nei territori e tutto questo rallenterà anche l'arrivo di queste risorse, ma soprattutto dobbiamo avere la responsabilità di portare fuori l'Italia con delle riforme ben precise, vedi la riforma delle pensioni, gli aiuti per l'energia, da quella crisi che stiamo vivendo. Sono molto molto preoccupato, anche perché a settembre, se oggi abbiamo l'inflazione all'8%, non oso pensare dove potremo arrivare. Veramente è un momento difficile. Da politico direi sì, andiamo al voto subito. Da amministratore, che sto aspettando anch'io delle risorse per il mio comune, dico mamma mia, ma perché proprio adesso? Come è preoccupata d'altronde Confindustria e tutte le associazioni di categoria di questa situazione. È stato un atto irresponsabile, però ripeto, per com'è considerato Draghi a livello internazionale non poteva fare altro. Cosa succederà? Ecco. Mercoledì Draghi verrà a riferire alla Camera. È un qualcosa di inusuale che passino 5 giorni da delle dimissioni. Naturalmente il mio partito, Matteo Salvini, di sicuro ci convocherà prima per farci capire come ci dobbiamo comportare e per le analisi fatte oggi con i governatori e con i dirigenti del partito. Staremo a vedere, mi auguro soltanto che sia una soluzione che vada per il bene di tutti noi italiani. Una cosa mi preme dire, andiamo al voto? Io ho avuto la fortuna di essere stato in Parlamento per 4 anni e mezzo, se dobbiamo andare al voto subito. Una legislatura che, l'ho sempre detto, lo potete vedere tutti, penso sia la peggiore del dopoguerra, di quello che è successo, perché mi sono fatto maggioranza, opposizione, governo tecnico, Covid, guerra, siccità. Mi auguro soltanto che la prossima legislatura a Roma ci vadano persone competenti, persone che fanno politica, basta con la campagna elettorale,
ma soprattutto persone vicine ai propri territori e che portano veramente la voce del proprio territorio. E a proposito, onorevole, della voce del territorio, guardiamo il prossimo servizio. È una raccolta di voci, un Vox come lo definiamo noi, sulla crisi di governo. I padovani che cosa dicono, che cosa ne pensano? La maggioranza dice è giusto, sarebbe giusto andare alle elezioni. Vediamo. È crisi di governo, Mattarella non ha accettato le dimissioni di Mario Draghi, che si dovrà presentare il prossimo mercoledì alle Camere per una verifica politica. Sentiamo i padovani se sono preoccupati di questa situazione e se sono felici di andare alle votazioni. Crisi di governo, lei è preoccupato? Sì. Come mai? Perché non mi sembra il momento giusto per fare una crisi, insomma. Lei crede comunque nella figura di Draghi? Sì, molto, mi sembra Come mai? importante. Perché mi sembra credibile e poi anche l'azione di governo è coerente, mi sembra accurata, ecco. È abbastanza preoccupante, però alla fine so che troveranno la soluzione. Ma a lei le piaceva l'attuale presidente che abbiamo, Draghi? Posso dire, sono un po' indifferente, non mi piace più di tanto, pensavo che andasse su qualcun altro, però insomma questi dobbiamo tenerci. Lei sarebbe contenta di andare alle votazioni? Beh certo, assolutamente sì. Mi sembrava che, voglio dire, non è che cambia molto, nel senso che non è che fosse una situazione serena nemmeno prima, come se non ci fossero problemi. A me sembrava una crisi permanente ormai da quando c'è il governo, se posso dire. Se cade, comunque lei sarebbe felice di andare alle votazioni? No, non tanto, devo dire, perché personalmente non saprei veramente chi scegliere. Faccio fatica ad avere delle preferenze in questo momento. E qui non si sa mai dove si va a parare, nel senso abbiamo grossi problemi con l'edilizia, io sono del settore, e qui non si muove mai niente. Lei comunque sarebbe felice di andare alle votazioni? Diciamo che in linea di massima sì, anche se il momento forse non ne avrebbe bisogno. Diciamo che quello che abbiamo al governo adesso non rappresenta di sicuro quello che c'è sulla piazza. Quindi comunque la figura di Draghi a lei piace o non piace? Metà e metà, diciamo che come tecnico è valido sicuramente, e dal punto di vista politico ci sarebbe un po' da dire. Crisi di governo, siete preoccupati? Assolutamente no. Come mai? Perché è ora che vado a casa. Quindi è giusto andare alle votazioni? Giustissimo, domani mattina. Insomma, onorevole, ha sentito, questo è chiaramente un campione di voci che abbiamo raccolto, ma i cittadini sembrano orientati a un sì alle nuove elezioni, però pesa il momento attuale, come diceva anche lei, c'è un periodo di crisi che dura da diverso tempo, la guerra, l'aumento dei costi, l'aumento delle materie prime, del carburante e poi andare al voto adesso, lo abbiamo visto anche un po' con le elezioni amministrative, che nei mesi caldi eccetera eccetera c'è stato un flusso basso anche di persone che si sono presentate poi alle urne. Insomma, lo scenario più verosimile secondo lei a questo punto quale dovrebbe essere, qual è? Ma non so se le persone, innanzitutto mi preme dirlo, non vanno a votare per il caldo o non vanno a votare perché non hanno più la fiducia sulla politica, perché ed è capibile, perché guardi, proprio questa settimana anche noi della Lega abbiamo fatto ostruzionismo sul decreto degli ITS per non permettere che vengano in aula due decreti che sono lo ius scholae, che sarebbe mi piace definirla la cittadinanza facile, e la legalizzazione della cannabis. Ditemi voi come fa un cittadino a aver fiducia della politica con tutti i problemi che ci sono quando delle forze politiche vogliono portare ad analizzare ed approvare leggi di questo tipo. Non mi sembra sia l'emergenza principale. Ora come ora abbiamo le famiglie in difficoltà, abbiamo problemi di lavoro, abbiamo problemi, come abbiamo sentito prima il telespettatore, sull'edilizia.
o si va avanti con Draghi o non sia Draghi, adesso non so cosa verrà deciso, ma veramente affrontando problematiche reali per il Paese e seriamente e facendo le riforme che servono, o altrimenti veramente è meglio andare al voto. Ma andare al voto addirittura con un sistema maggioritario, chi vince governa, basta cambi di casacche, basta passare da un gruppo all'altro, basta ricattare il governo, dobbiamo governare l'Italia. Draghi è andato bene o non è andato bene? Per me Draghi ci è andato bene e grazie a lui abbiamo portato a casa moltissimi miliardi dall'Europa, perché dall'Europa è apprezzato. Ora sta a noi, esercito della politica, riuscire a fare quelle leggi e quei decreti perché questi miliardi arrivano nei territori per il bene di tutti i cittadini italiani. Allora, noi rientriamo tra pochissimo ancora con l'onorevole Germano Racchella per continuare a parlare di crisi di governo, ma dobbiamo parlare anche del mondo dello spettacolo e poi lui, lo ricordiamo, è sindaco anche del comune di Cartigliano e ci sono degli episodi di cronaca di cui dobbiamo parlare con lui. Tutto questo dopo un piccolo break pubblicitario. A fra poco. Rieccoci in studio in diretta, ben ritrovati, in compagnia dell'onorevole Germano Racchella, con cui abbiamo fatto finora il punto sulla crisi di governo. Adesso approfittiamo della sua presenza e anche della sua disponibilità per cercare di fare anche chiarezza sul futuro della Lega, una Lega che insomma sembra propensa, sembra incalzare per andare al voto il prima possibile, ma è una Lega che all'orizzonte ha un appuntamento importante. C'è Pontida, c'è anche da, possiamo dire, onorevole, ridisegnare, ristrutturare un attimo il partito. Insomma, il momento attuale che sta vivendo la Lega non è, diciamo, facilissimo. Per quello che riguarda i prossimi passi, lei che cosa si aspetta? Beh, naturalmente per qualsiasi partito che sta governando, soprattutto in questa situazione, non è un momento facile, perché sarebbe più facile e più populista fare opposizione, perché andare contro a tutti e tutti è molto piacevole quando uno fa politica. Cioè, anche a me piacerebbe dire Veneti vi abbasso le tasse, Veneti vi abbasso le bollette, Veneti vi do il lavoro, Veneti venite nel mio comune che vi do soldi a palate a tutti quanti. Ma sappiamo che quando arriva il momento di dover decidere, devi prendere delle decisioni che molte volte si devono adattare anche alla situazione del momento in cui si vive. La Lega noi siamo, naturalmente non possiamo negare che abbiamo perso consensi, io non lo negherò mai, questo però ci porta a fare delle riflessioni, a capire dove si è sbagliato, dove possiamo andare, cosa si potrebbe fare. D'altronde però siamo un partito che non ha paura di nulla, anche perché abbiamo dei governatori, prendiamo Zaia, Federica, Fugatti, Fontana, che fanno vedere che siamo capaci di governare, però siamo capaci di governare quando soprattutto siamo soltanto noi che dobbiamo scegliere. Io credo in un grande centrodestra, mi auguro che il centrodestra vada sempre a braccetto per il bene di tutti noi. E questo qua, tra qua e Pontida ci saranno giornate dove queste riflessioni all'interno del partito naturalmente si stanno facendo. La Lega si sta ricostruendo, sono ripartiti tutti i congressi delle sezioni, per adesso in autunno ci sarà il congresso provinciale e poi naturalmente quello nazionale. Dunque è una Lega in ripresa, una Lega che, vista l'esperienza che abbiamo fatto anche in questi ultimi anni, ha capito dove ha sbagliato e dove dobbiamo ripartire o continuare con le nostre tematiche, soprattutto territoriali, per ritornare ad essere quel partito del popolo che sempre lo siamo stati. Se mi chiedete se è messa in discussione la figura di Matteo Salvini, no, la figura di Matteo Salvini non è messa in discussione,
perché in Lega non c'è soltanto Matteo Salvini. Matteo Salvini è stato un grande segretario e ancora lo sarà, dunque lo dobbiamo seguire, ma soprattutto è uno che ha capito che dobbiamo raddrizzare il tiro dove abbiamo sbagliato e da dove dobbiamo ripartire appunto per ritornare quelli che eravamo. Onorevole, crisi di governo che è arrivata qualche ora dopo un importante risultato ottenuto da lei per quello che riguarda la tutela dei lavoratori nel mondo dello spettacolo. Vediamo un attimo il prossimo servizio e poi approfondiamo insieme la questione. Vediamo. Lo spettacolo è un'opera d'arte vivente. Un paese che non investe su cultura, sapere e creatività è un paese che rinuncia al proprio futuro e alla coesione sociale. Inizia così l'intervento dell'onorevole Germano Rachella durante le dichiarazioni di voto in aula, con cui sono stati riconosciuti diritti e tutele ai lavoratori del mondo dello spettacolo, un mondo che è stato il primo a fermarsi negli anni della pandemia e l'ultimo a ripartire. Il provvedimento che oggi votiamo segna perciò una svolta tanto epocale quanto attesa, perché dopo 75 anni diamo dignità ai lavoratori dello spettacolo, conferendo loro le tutele di cui erano privi e ragionando finalmente in termini di welfare e non di sussidi. Per i lavoratori del mondo dello spettacolo cambieranno previdenza e assistenza, saranno tra le altre cose riconosciute l'indennità di discontinuità e l'equo compenso coi lavoratori autonomi. Un risultato per cui l'onorevole Rachella si è speso fin da subito con una proposta di legge depositata nel 2021 che ha trovato realizzazione collegata proprio a questa nuova legge delega del governo. Insomma, onorevole, nuove tutele per un settore, quello dei lavoratori del mondo dello spettacolo, che è stato, come detto, il primo a chiudere, l'ultimo a riaprire e che ha vissuto sicuramente un periodo di grande difficoltà. Sì, sembra fatta anche apposta, perché dopo, appunto, il giorno dopo che abbiamo approvato questa delega dello spettacolo, il 5 Stelle ha fatto vedere il proprio spettacolo, proprio quello che non c'è, che non è un capolavoro. Comunque andiamo avanti, non facciamo polemiche. Sì, è stata una grande vittoria e quando l'anno scorso, nel 2011, ho depositato la mia proposta di legge, le dico la verità, mi sono sentito responsabile di quello che stava succedendo nel mondo dello spettacolo con la pandemia. È stata quel settore che è stato più penalizzato di tutti, non gli arrivava nessun tipo di aiuto e nessun tipo di contributo. Un mondo che si doveva riconoscere, anche perché, come è stato detto nel servizio e anche nel mio intervento in aula, è quel mondo che ora ci sta aiutando a ripartire, a tornare alla normalità. Dunque è cultura, in Italia la cultura è fonte di guadagno e dunque è giusto rispettarla, è giusto rispettare soprattutto tutto il mondo della cultura e il mondo dello spettacolo è un pezzo importante di questo enorme puzzle culturale. Onorevole, adesso siamo in chiusura, la lasciamo libero di tornare, diciamo, alla sua attività di politico sul territorio, non solo, immagino che siano minuti, ore e giorni frenetici, però una piccola parentesi su Cartigliano, perché lo ricordiamo, lei è il primo cittadino di Cartigliano che nei giorni scorsi è finito agli onori della cronaca, oltre che per una serie di spettacoli, e qui ci ricolleghiamo al servizio di prima, quello che ha detto, quindi valorizzazione della cultura e di un patrimonio meraviglioso, penso a Villa Morosini Cappello, eccetera, ma anche per un episodio di vandalismo. C'è stato un vero e proprio atto di inciviltà. Vediamo le immagini e ringrazio Renzo Rigoni in regia per il tempismo. Un atto di inciviltà negli impianti sportivi di Cartigliano, impianti che si chiamano Fair Play, quindi un qualcosa che sicuramente ha lasciato il segno. Ci sono aggiornamenti, Sindaco? Si sa qualcosa? È un episodio sul quale siete riusciti a fare un po' di luce, un po' di chiarezza?
Ad oggi no, abbiamo fatto la denuncia naturalmente di quello che è successo ad Ignoti, di certo che è un fattaccio molto triste, cioè siamo arrivati, più che vandalismo, questa secondo me, anche qua siamo arrivati a far politica in un settore che non c'entra assolutamente con la politica, che è quello dello sport. Cartigliano tutti lo conoscono per la bellezza dei propri impianti sportivi, per il proprio stadio fair play, per quello che sta facendo il Cartigliano in Serie D come calcio e soprattutto per quello che da anni il Cartigliano sta facendo per il settore giovanile. Naturalmente gli impianti sportivi, qualsiasi amministratore, qualsiasi associazione che li gestisce sa quant'è difficile mandare avanti e mantenere questi impianti sportivi. Dunque l'associazione, la SD Cartigliano, non ha fatto altro che dare in affitto per questa manifestazione a dei ragazzi che hanno organizzato questo torneo di calcio. Poi noi non sappiamo se sono di destra, di sinistra, di centro, di qualsiasi voglia partito possono essere, ma in ogni caso non si deve mai rovinare una festa dello sport, una festa delle famiglie, una festa che doveva essere gioiosa con questi vandalismi che non portano assolutamente a nulla, anzi no, portano a un problema, che è quello che il Comune si deve adoperare per sistemare il tutto, e questo significa sprecare delle risorse che potevano essere investite proprio magari per aiutare quelle famiglie che hanno avuto o chi ha imbrattato questi muri. Dunque, prima di fare questi atti di vandalismo, pensiamoci. Onorevole, la ringraziamo per essere stato in nostra compagnia, essere stato nostro ospite. Lo ricordiamo, saranno sicuramente giorni caldi per la politica non solo territoriale, ma chiaramente la politica nazionale, quindi ci risentiremo per eventuali nuovi aggiornamenti. Grazie all'onorevole Germano Rachella. Grazie a voi, grazie a Rete Veneta per sempre la disponibilità che mi dà per essere qui presente. E noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo con altri collegamenti dal territorio, abbiamo la cronaca, abbiamo i nostri approfondimenti, a fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, e allora chiusa anche la parentesi politica con l'onorevole Germano Rachella, con un ampio approfondimento sulla crisi di governo e anche sugli scenari futuri della Lega. Noi adesso continuiamo con il nostro giornale e apriamo la pagina di cronaca del territorio, torniamo a parlare dell'incidente mortale di ieri a Lisiera di Bolzano Vicentino, a perdere la vita una 21enne di Grantorto. Un tragico incidente stamattina intorno alle 8:30 lungo la statale 53 Postumia a Lisiera di Bolzano Vicentino, fuori dal casello di Vicenza Nord, che ha coinvolto 3 veicoli, un'auto e 2 mezzi pesanti. Il bilancio è di una vittima, si tratta di Chelsea Morsoletto, 21enne, nata in Ghana, residente a Grantorto nell'Alta Padovana, che era a bordo dell'utilitaria. Avrebbe compiuto gli anni tra un mese, la giovane, per cui non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna, che viaggiava da Vicenza in direzione Treviso, sarebbe andata a collidere per cause in corso di accertamento, prima con un mezzo pesante e poi impattando contro il guardrail, coinvolto parzialmente nel sinistro anche un auto articolato. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'abitacolo la 20enne. Nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte della giovane, illeso l'autista del mezzo pesante. La strada durante i soccorsi è rimasta chiusa in entrambe le direzioni. I carabinieri, insieme alla polizia locale, hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Torniamo a parlare anche dello schianto in A28, nel quale hanno perso la vita le 2 cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza. Era al cellulare con la moglie e correva a 180 km all'ora. Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna a 7 anni per Dimitre Traikov, l'imprenditore che il 30 gennaio scorso travolse in A28 la vettura sulla quale viaggiavano Sara Rizzotto, 26 anni, di Conegliano, e la cugina Jessica Fragasso, 20 anni, di Mareno di Piave, uccidendole sul colpo e ferendo le 2 bimbe di Sara. Dopo lo schianto, l'imprenditore 61enne di origine bulgara era fuggito.
Fondamentali le analisi sui tabulati telefonici dei 3 cellulari che aveva in uso, dai quali si evince che subito dopo l'incidente l'uomo aveva nuovamente chiamato la moglie per 3 volte ed aveva inviato la sua posizione su WhatsApp ad un amico per farsi venire a prendere. In questo modo ha ritardato di 3 ore il momento dell'individuazione da parte delle forze dell'ordine e dell'effettuazione dell'alcol test. Il giudice, partito da una condanna a 9 anni per omicidio stradale e 1 anno e 6 mesi per omissione di soccorso, ha ridotto la pena a 7 anni per rito abbreviato. I legali di Traikov hanno già annunciato la volontà di fare ricorso in appello. L'amarezza di papà Alain Fragasso. Era lucidissimo e ha avuto il coraggio di chiamare la moglie 3 volte, mandare la posizione su WhatsApp al suo amico serbo e per lo più passare davanti all'incidente facendo finta di niente. Io dico che una persona così merita il carcere, almeno che si faccia solo pochi 7 anni, ma almeno che si rifaccia 7 anni in prigione, perché mia figlia e mia nipote hanno perso la vita. E noi adesso ci spostiamo dalla nostra redazione a Padova, dove vedo collegata la nostra Valentina Visentin, a cui cediamo la linea per alcuni aggiornamenti di cui ci parla la nostra collega. Buongiorno Valentina, a te la linea. Sì, buongiorno, vi aggiorniamo sui primi casi di West Nile di quest'anno in Italia. I primi casi sono stati registrati proprio nella provincia di Padova. Fino a questa mattina si parlava di un caso isolato, ovvero di un 70enne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Schiavonia dopo aver accusato alcuni sintomi cardiologici e poi neurologici, un quadro clinico in fase di miglioramento, hanno fatto sapere dal LUSL 6. Ci sono degli aggiornamenti dell'ultima ora che parla di un altro caso di West Nile. Si tratta di un 73enne del Padovano che però non ha sintomi gravi, è risultato positivo a questo virus, mentre c'è un 83enne residente a Teolo che invece ha avuto i sintomi della del Toscana virus, che è molto simile alla West Nile. I vertici dell'USL 6 Ugane hanno rassicurato la mortalità di questo virus è bassa per il West Nile, è bassissima per il Toscana, solo nell'1% dei casi si manifestano con sintomi gravi, per il resto si tratta di situazioni tutte risolvibili. Sono i primi 3 casi, i primi 2 casi, e questo molto simile del Toscana virus, sono i primi 3 casi registrati dall'Istituto Superiore di Sanità in Italia, che monitora costantemente la situazione. Sono già invece stati registrati anche in altre regioni d'Italia invece casi di West Nile negli animali. Una situazione sotto controllo. Il Comune di Padova ha fatto sapere che comunque invierà ai cittadini delle locandine con tutte le procedure eventualmente perché ovviamente in questo periodo si fa in città ma anche in tutti gli altri comuni della provincia la disinfestazione con le pastiglie per appunto contenere il numero delle zanzare che ci sono nonostante la siccità, perché ovviamente si formano le zanzare soprattutto dove ci sono ristagni d'acqua. Con la siccità vediamo come documentiamo tutti i giorni pochi ristagni di acqua, l'acqua è molto poca, ma la prevenzione con la disinfestazione va fatta. La situazione è sotto controllo, hanno fatto sapere dall'USL, che oggi hanno fatto anche un nuovo bollettino per quanto riguarda invece i nuovi casi di vaiolo delle scimmie. Ieri erano 11, il cluster che attualmente viene monitorato dall'USL ha fatto registrare altri 2 nuovi casi. Si tratta di un unico cluster, tutti incontri molto ravvicinati tra queste persone. Si tratta di 13 soggetti maschili. Questi e altri ulteriori aggiornamenti ovviamente poi nelle edizioni dei nostri telegiornali. Per il momento queste sono le informazioni che abbiamo da una conferenza stampa che è in corso proprio in questi minuti. Grazie a Valentina Visentini per il suo puntuale intervento, grazie per i tuoi aggiornamenti. Noi adesso rientriamo in studio, continuiamo con la cronaca, ci spostiamo nel Trevigiano. Un'auto distrutta dalle fiamme nella notte a Bibano di Godega Sant'Urbano, era stata rubata qualche ora prima a una donna, indagano i carabinieri.
Completamente distrutta dalle fiamme, a dare l'allarme un automobilista di passaggio che ha allertato i vigili del fuoco ed i carabinieri. L'auto, una Toyota Yaris, era dentro un fossato a Bibano di Godega Sant'Urbano, nessuno all'interno. I militari dell'Arma sono risaliti al proprietario della vettura, una donna del posto che l'aveva prestata alla figlia. È stata proprio quest'ultima che qualche ora prima aveva presentato la denuncia ai carabinieri per furto. L'auto parcheggiata sotto casa le era stata rubata. La macchina con molta probabilità è stata data alle fiamme. Le indagini dei carabinieri per accertare se fosse stata utilizzata per qualche colpo. Olio di contrabbando, un altro ingente sequestro delle fiamme gialle. 4 denunciati, 3 italiani e uno straniero. L'accusa aver introdotto nel territorio nazionale quasi 22 tonnellate di olio motore nascosto in un camion frigo. Il fermo del mezzo, proveniente dalla Lettonia, è avvenuto nel corso di un posto di controllo nei pressi del casello autostradale di Venezia Est, snodo che ogni anno registra il transito di 3,5 milioni di veicoli, molti dei quali provenienti dalla cosiddetta rotta balcanica. A insospettire la pattuglia è stata la documentazione di accompagnamento esibita dal conducente, dalla quale risultava che un'azienda lettone aveva venduto a una società greca il carico di olio motore destinato a una società con sede a Roma, non autorizzata però a vendere prodotti sottoposti a imposta di consumo. Altri dubbi sono emersi anche per le dichiarazioni contraddittorie del camionista, che ha riferito di essere entrato in Italia dal Brennero, fuori del tratto autostradale veneto percorso dal mezzo, e anche dalle modalità di trasporto del prodotto, confezionato in lattine da 1, 2 e 5 kg ma caricato su un camion frigo. Il valore commerciale del carburante sequestrato è di 300.000 euro. Torniamo a parlare dell'omicidio su commissione ordinato su internet, un fatto di cronaca che ha creato stupore e incredulità tra i residenti a Vazzola dopo aver appreso la notizia che un loro concittadino appunto aveva commissionato un omicidio con un killer assoldato sul web. Sentiamo. Sono incredula, come tutti i compaesani di Vazzola. Chi ha visto la televisione, chi ha letto i giornali, la notizia è sulla bocca di tutti e desta un enorme stupore nel piccolo paese della Marca. L'idea che un 34enne di Vazzola sia riuscito a trovare un killer sul dark web per uccidere il rivale in amore, un imprenditore di 45 anni di Conegliano, per avere la possibilità di conquistare la sua compagna di cui si era invaghito, desta molta incredulità. Beh, effettivamente questa mattina i clienti nello sfogliare i giornali erano increduli e incuriositi da un fatto così eclatante capitato in un paesino come Vazzola, insomma, ecco, sì, è davvero un po' fuori la portata dei nostri paesi, una cosa così. All'origine del caso una segnalazione arrivata dall'FBI e analizzata fin nei minimi particolari dalla Polizia Postale di Venezia e di Treviso con l'ausilio del commissariato di Conegliano. Gli investigatori sono riusciti dopo giorni di serrate indagini ad individuare anche le movimentazioni di denaro e di criptovalute del 34enne. Per commissionare l'assassinio, l'uomo aveva già pagato in bitcoin almeno 2 tranche da $12.000. L'ordine era stato inoltrato ad un amministratore di un sito specializzato in omicidi su commissione. Mi sembra un thriller, un film, non mi sembra la realtà, è una pazzia. Il fatto che uno possa soldare tramite internet un serial killer per uccidere qualcuno. Nel dark web vengono liberamente offerti beni e servizi illeciti. In questi siti un esperto può riuscire a trovare anche un assassino. A quanto pare è facile, visto che si arriva ad una cosa del genere, a fare una cosa del genere. Questo fa un po' pensare. Sì, e fa paura. Nonostante la sua esperienza, il 34enne è stato individuato dalla Polizia di Stato. Ora l'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria per minacce aggravate. E ne abbiamo parlato anche prima, quando insomma nel nostro studio c'era l'onorevole Germano Rachelle. I problemi della gente e insomma anche i problemi della politica sono segnati dalle stagioni, la guerra, il Covid e adesso la siccità. La siccità che ha colpito in maniera pesante tutta l'area del Brenta, la grande sete del Brenta è stata definita così, una siccità che sta devastando l'habitat del fiume. Vediamo. Un'immensa distribuzione
attesa di sassi è ciò che rimane del fiume Brenta nelle immagini realizzate all'altezza del ponte della Friola a Tezze. Ciotoli e ancora ciotoli di acqua, neppure una goccia. Ci spostiamo di pochi chilometri più a nord, a Cartigliano. Situazione sempre drammatica. Il corso d'acqua è ridotto a poco più di niente. Il grande caldo, l'assenza di piogge importanti, un Brenta così nessuno l'aveva mai visto e chi si occupa di fauna ittica combatte ogni giorno per salvare i pesci. Grazie anche all'attenzione di chi passeggia lungo il fiume, che a volte telefona, ci avverte della mortalità visiva, quindi o del pericolo di mortalità, grazie a qualche pescatore che continua a frequentare quelle zone e soprattutto il servizio di sorveglianza nostro che è continuamente attento e allerta. Senta, in quali zone in particolare? Le zone più colpite sono da Cartigliano a Tezze fino al confine della nostra concessione, poi chiaramente più sotto so che soffrono altrettanto, Carmignano eccetera. Negli ultimi tempi diversi quintali di pesce sono stati tratti in salvo e portati nella parte nord del fiume. Speriamo che tenga al nord, perché allora diventerebbe molto complicata la cosa. Siete preoccupati? Preoccupati soprattutto perché stiamo velocemente andando verso i mesi autunnali. Sono mesi che a predisposizione per la trota marmorata che si prepara alla riproduzione. Chiaramente se tu la togli dal suo sito naturale e lo porti in un altro sito laddove magari non è più da sola ma in competizione con altre, salta la riproduzione e questo è il danno maggiore che potrebbe capitare. E quindi quale può essere uno scenario possibile se la situazione non cambia? Monteberico, che piova tanto. Torna prepotente il tema degli invasi, trattenere l'acqua per renderla disponibile quando serve. Se ne parla da troppo tempo e oggi si paga il conto di scelte non fatte. E finché non si muovono la Trentino Alto Adige sopra di noi, che di autorizzazioni, finché non vengono sfruttate le cave sfruttabili, finché non riusciamo a capire quanto sia necessario trattenere quella pioggia che arriva per quando serve, non c'è via d'uscita, anzi qui sarà sempre peggio. Io ricordo il 2015, 2013, 2007 e questa qui fosse la peggiore, ma chi ci dice che l'anno prossimo non sia ancora la peggiore? E insomma, noi ve lo stiamo raccontando, ma lo vedete con i vostri occhi, i fiumi del Vicentino sono davvero a livelli critici. Guardate a cosa succede a Creazzo. Siccità e alte temperature ancora protagoniste, fiumi del Vicentino a livelli di criticità che non si vedevano dall'annata torrida del 2003. Qui siamo lungo il Retrone che soffre meno di altri ma il cui livello è inferiore alla norma di 70 centimetri. Qui siamo al confine tra Creazzo e Sovizzo, in Val Diezza, dove c'è un'asta idrometrica e il Retrone non raggiunge lo zero. Normalmente abbiamo circa 60-70 centimetri di acqua in più. Di conseguenza anche negli altri punti del fiume l'acqua ha una minore portata. La preoccupazione va alle colture del periodo, specie gli ortaggi, il mais, la soia, ma si guarda con preoccupazione anche al broccolo, tipicità della zona. Il maggior rischio in questo momento è proprio per l'agricoltura, dal piccolo orto familiare che può avere chiunque di noi a quelle che sono le attività agricole del paese. In questo momento Mari pensa alla coltivazione di grano turco e mais. A breve ci sarà anche inizieranno le coltivazioni di broccolo fiolaro, che è il prodotto DECO del nostro comune e che sebbene verrà poi raccolto a gennaio dopo le prime ghiacciate, è nel periodo estivo che viene seminato e curato. 3 i punti di osservazione per monitorare il livello del fiume. Qui siamo lungo il percorso ciclopedonale che parte dal Parco Doria e si collega a Sovizzo, dove l'abbassamento è visibile nonostante fauna e flora non siano ancora a livelli di sofferenza. Come in altri comuni vicentini, anche il sindaco di Creazzo si appella al buon senso dei cittadini con un'ordinanza che invita a limitare l'utilizzo di acqua potabile. Dobbiamo evitare di irrigare i nostri bei prati. Lo so che praticamente moriranno questi fiori, però il problema ora è molto grosso, quindi dobbiamo fare tutti un sacrificio. Evitare per esempio di lavare con l'idropulitrice le pareti delle case oppure le automobili. Non è proprio il momento adatto. Parliamo adesso del Bacchiglione e della sua schiuma misteriosa segnalata a Ponti di Debba. Vediamo.
Quella maledetta, misteriosa schiuma sul Bacchiglione era stata notata a Ponti di Debba e la Moria di Pesci già nel mese scorso aveva sollevato la preoccupazione dei cittadini. Dopo la siccità anche un possibile inquinamento denunciato dalla schiuma, ma gli esami di ARPAV hanno dato esito negativo. Oggi è stato convocato un summit in provincia a Vicenza per fare il punto della situazione. Questo tema va assolutamente approfondito. Il Bacchiglione ha una portata d'acqua di circa 1/3 della sua portata ordinaria e con una acqua con gravissima carenza di ossigeno, ma dobbiamo capire e approfondire il tema di questa schiuma. Cosa abbiamo deciso in questa riunione? Innanzitutto, grazie alla collaborazione tra ARPAV e Viacque, avremo un campionamento straordinario appunto di tutto il Bacchiglione, proprio per cercare di individuare in maniera celere eventuali fonti di pressione anomale o eventuali fonti inquinanti. Adesso si punta a individuare eventuali scarichi irregolari per evitare che a risentirne sia il fiume, il Bacchiglione, particolarmente fragile in questo momento di siccità. Come Comune di Vicenza, insieme a Viacqua, abbiamo deciso un controllo straordinario, porta per porta, campanello per campanello, di tutti quei soggetti, non per colpa loro, che in questo momento non sono ancora allacciati alla rete idrica. Questo ci consentirà di verificare il corretto funzionamento delle vasche, soprattutto delle vasche IMOF, perché purtroppo in situazione di carenza d'acqua c'è il rischio che alcune di queste vasche possano scaricare in maniera poco corretta. Anche lavare una macchina e scaricare acqua con detersivo è chiaramente un comportamento che in questo momento non può assolutamente essere tollerato. Dall'emergenza idrica ci spostiamo adesso all'emergenza energetica. Abbiamo chiesto ai cittadini, secondo loro, alla luce delle difficoltà del momento, alla luce dei rincari e quant'altro, che inverno sarà. Sentiamo. Io ho già fatto la scorta di legna. Ci sarà un po' di sacrifici da fare, ci saranno senz'altro, insomma, però cosa vuoi? Non abbiamo scelta, sì che ci adatteremo. È una schifezza, se dobbiamo dirlo. Basta solo protestare, cosa che non si fa. Passeremo un inverno al freddo, secondo lei? Ma no, secondo me no, però dobbiamo tutti mettere i gradi un po' più, non a 22-23 gradi, ma almeno 19-20 immagino. Ci vuole più etica? Esatto, ci vuole più etica, come adesso con l'aria condizionata sicuramente ci vuole più etica. I negozi con l'aria condizionata e le porte spalancate mi sembrano fuori luogo. Io non c'ero, mi sembra di tornare, non so cos'era, negli anni 40-50, che ecco, quindi sono tanti passi indietro che si stanno facendo purtroppo. Una disperazione perché non si sa più cosa pensare, non si sa più cosa dire. Ormai siamo acciappati in una situazione che è molto difficile venirne fuori a breve. Purtroppo prevedo che andremo sicuramente a peggiorare e non certo a migliorare. Stiamo comprando legna perché qualcosa bisognerà fare. Passeremo un inverno al freddo? Io spero proprio di no. Io non lo passerò al freddo, sinceramente, un po' l'età, un po' acciacchi e non posso permettermi di stare al freddo. Prendo i legni, faccio fuoco con i legni, il riscaldamento meno lo consumo. Si cercherà comunque di stare un pochino più attenti? Sicuramente. Comunque aspettiamo cosa succede. Basti che lo rispettino tutti. Quello è il problema. Perché è un controsenso avere freddo d'estate e caldo d'inverno, cioè l'inverno è sempre stato freddo. E trovo 20 gradi, 22 gradi nei vari uffici e cose, che rispettino tutte le leggi. E bisognerà stare attenti alle spese perché non vedo aumenti possibili su buste paga o cose del genere, quindi credo che sarà un inverno da stare attenti a come si spende. E prima ricorderete, eravamo sull'altopiano con il nostro Ferdinando Garavello a parlare di malghe, della via delle malghe. Adesso torniamo a parlare proprio di malghe, dall'altopiano al Grappa, perché molte malghe sono rimaste completamente senza acqua. Facciamo un attimo il punto della situazione nel prossimo servizio. Volontari allo stremo, dormiamo 5 ore per notte perché dobbiamo fare più viaggi per portare l'acqua nelle malghe, ci raccontano.
In una stagione normale questo non avviene perché le malghe hanno delle cisterne d'acqua che riempiono con acqua piovana e con delle normali precipitazioni sono autosufficienti, per cui questa è proprio una situazione di assoluta emergenza. 5 le malghe seguite attualmente dai volontari, a cui nelle prossime ore se ne aggiungeranno altre 6, tutte nel Monte Cézanne. Dalla scorsa settimana è stata attivata una convenzione con ATS per la fornitura dell'acqua. A questi numeri si aggiungono anche le malghe del Monte Grappa, seguite dai volontari di Crespano. Peggiore è la situazione dei nostri colleghi di Crespano, avendo un bacino più ampio e avendo più malghe da servire. E stanno facendo veramente i salti mortali per fornire tutti quanti. Le malghe, quelle del Grappa, sono intorno sulle 24-25. Cioè, stiamo parlando di numeri abbastanza interessanti. Essendo seguiti da 2 autobotti, gli autisti diventano abbastanza sul momento di crisi, perché non abbiamo a sufficienza mezzi per dare la soddisfazione a tutte le malghe. Noi anche stanotte siamo rientrati, erano l'1:30 di questa notte, cioè dormiamo 5 ore per notte. Si aiutano a vicenda i volontari AVAB di Valdobbiadene e Crespano, ma ad aggiungersi alle difficoltà del momento anche il fatto che i volontari di Valdobbiadene hanno 3 mezzi che possono portare un massimo di 40 ettolitri di acqua, troppo poca, e quindi sono costretti ad effettuare più giri verso la stessa malga, mentre Crespano ha in dotazione un autobotte che trasporta 120 ettolitri, in una situazione che sta diventando sempre più difficile. Da qui fuori vedo il Monte Cézanne, che non è quel bel verde, di quel bel colore verde che di solito siamo abituati a vederlo, comincia ad ingiallire un pochino e questo crea problemi anche per l'alimentazione, ecco, del bestiame. Dopo ci sono le pozze d'acqua, quelle che qui chiamiamo le pose, che stanno soffrendo anche queste. Speriamo che la situazione migliori il prima possibile. Di solito si dice migliori che venga il bel tempo, speriamo che piova questa volta. Siamo in chiusura, prima di salutarci però diamo una rapida occhiata al report, di nuovo report di Azienda Zero, report che fotografa l'andamento dei contagi nella nostra regione. Ebbene, nelle ultime 24 ore sono 9.264 i nuovi positivi intercettati da tamponi e ricoveri. I casi attualmente positivi in Veneto sono 107.751. Diamo un'occhiata anche agli altri numeri della tabella, i numeri che riguardano le ospedalizzazioni. Come vedete, indicato qui dal cursore, sono 12 i ricoveri in più nelle ultime 24 ore in area non intensiva, quindi ricoveri per Covid, ma lo ripetiamo, in area non intensiva. Le terapie intensive invece scendono di 4 unità. Purtroppo dobbiamo constatare il decesso di 13 persone nelle ultime 24 ore. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG, non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti di questa sera con TG Bassano e con TG Vicenza. Per quello che riguarda invece l'informazione quotidiana del nostro Focus, l'appuntamento è domani alle 12. Grazie e buona giornata.